Hola, hola, buon pomeriggio. Uè, Sono sempre Giorgio, io. Ciao Enrico, sono ciao, ciao sempre a io. tutti. Sono io, Giorgio da Tenerife e c'ho Infatti, Enrico da Milano. com'è? Tutto bene, Enrico? Allora, un attimo ne spieghiamo che siamo qua. Oggi non metto musica io, come le prime puntate, questa è la terza puntata. Ho la fortuna di avere degli amici più bravi, degli amici soprattutto con tantissima cultura musicale. E ho la fortuna di oggi di collegarmi con uno, vi dico e vi svelo già da subito la verità, dei quali sono stato sempre invidioso dei suoi vinili e della sua cultura. Da piccoli, da quando avevo i capelli, andavo a Ragusa, andavamo a vedere che disco, che cos'è. E oggi, nel 2020, a 41 anni, sono onorato ancora una volta di avere un selector speciale che si chiama Enrico Piazza. Ciao Enricone, di nuovo! È un piacere che sei un amico che non vedo da un sacco di tempo, ci facciamo una rimpatriata, non vedo a nessuno, sono qua in quarantena da 2 mesi, almeno così passiamo un po' il pomeriggio. E non solo, ti ringrazio di questo perché lo scopo è proprio quello, che siccome siamo in quarantena, anziché starcene a casa, abbiamo condiviso le nostre telefonate, però dando un senso a quello che facciamo. Dai, Oggi, siccome posso introdurlo io, oggi, siccome Enrico è una delle memorie più forti della cultura, secondo me, siciliana, soprattutto agli albori, con lui andremo a fare un percorso musicale pazzesco, perché alla mia domanda, ma quali sono stati i primi 3 gruppi siciliani di cui purtroppo, visto che YouTube, le generazioni vanno sempre veloci, non abbiamo nessun ricordo. E allora, facciamo rivivere questi 3 gruppi siciliani che questo negli anni è 70... un argomento importante. Perché prima che cominciavamo noi, io e te, a appassionarci di reggae, col sound, con le dancehall, le serate da ballo, 10 anni prima, chi si appassionava al reggae voleva fare la band, voleva fare la formazione. Cioè, non era molto diffusa questa cosa di voler fare selezione di dischi. Allora avevamo che facevano i gruppi, le formazioni, le band. E praticamente le prime... qualcosa di queste band, ce l'hai conservato qualcosa di queste band? Me la fai ascoltare? O perlomeno, quali sono queste 3 band? Prima Ora mettiamo il primo pezzo, metti il primo pezzo e poi parliamo di queste 3 band. Cosa mi fai ascoltare la prima? Cosa ti ci fai faccio ascoltare? Cosa ascoltare ti un fai pezzo dalla emozionare? cassetta dei Calura. Grande. Di dove erano? Chi sono i Calura? I Chi Calura era erano? un gruppo misto, praticamente di persone di Vittoria, Sì? di Vizzini. Quindi c'era il tocco del maestro, c'era Ficupala. C'era il grande maestro, il grande Ficupala, Peppa alla batteria, Fabio di Ragusa che suonava la chitarra. E allora ascoltiamoci sto pezzo, mettiamo play e poi ne continuiamo a parlare dopo. Dai! Bella storia. Prima Shoot, quindi uno dei primi pezzi reggae Calura. Right? Abitano Pescamaro, Catellare, bella sai. Si fa in villeggiatura e ti scordi tutti i rivali. Capi piena pompe sulle stanno portato di quel modo come un burro. Analo vanno la parte a cantare i dischi per te. A bagno Maria, a bagno Maria, a bagno Maria. Da mangiare ste cose di aree abitano Pescamaro, Capare, belle pittoresche italiane, nei barcucci piano piano vanno calando il rese a beate in mezzo mare da una luna ce lo fanno l'amore. Si la vedono Pescamaro, Catellare, bella assai e si va in villeggiatura e ti scordi tutti
E queste erano le calura. Però dobbiamo essere onesti. Noi qua ci abbiamo messo un pezzo di cuore perché è la nostra provincia, quindi Ragusa, un pochettino Siracusa, però tu sai benissimo che in Sicilia i primi a cantare, diciamo anche in tutta Italia, furono la Già Children Family, e dall'altra parte che c'erano... In pratica era un gruppo di ragazzi che erano entrati in contatto con la cultura rasta. Allora si raggrupparono nei paesi etnei, alle pendici dell'Etna, e fecero la prima comunità rasta italiana, dove arrivarono persone anche da fuori della Sicilia e anche dalla Giamaica. Perciò uno dei primi scambi Italia-Giamaica c'era questo qui, Ras Cabra, che era un percussionista, tra le varie cose, di Naya Binghi, che insegnava un po'. Siccome su YouTube o perlomeno nelle ricerche non c'erano, era un sound un pochettino più, come dici tu, Naya Binghi, Mento, degli anni 70. Sì, facevano anche la fanzine okay, di cultura rasta che si chiamava Lion of Lions. Grandi. Quindi una delle prime, credo, o la prima in Italia. E c'era in questa comunità anche Rasdedo, giusto? C'era Rasdedo, c'era Giarò, c'erano un po' di persone, ragazzi e ragazze che erano interessati a questa cosa della fede rasta, di Rastafari. Perfetto, allora sai che facciamo? Ci fai sentire un altro gruppo, un altro pezzo e poi parliamo degli open group, perché come se parliamo del Vulcano dobbiamo parlare anche della zona di Trapani, Palermo, dove c'era Giaggiamento e comunque anche credo... Passo un pezzo dove ci sono membri della Già Children Family Band, un pezzo Onorato. di Luciano, che tu mi pare che lo conosci, Luciano. Mister 40 gradi! Grande zio Luciano, se ci ascolti ti vogliamo bene! Ciao Luciano! Un freddo c'è stato, però non è sì, cazzo Luciano Band, un cavolo non ci cambia. Perché questo pezzo si chiama 40 gradi? Magari sono ingenuo, dai. 40 gradi, dedicata a tutti la Sicilia, sì? Vai. People dancing, the people are moving, the people jumping, the people skanking. We play calypso reggae in a different style. We play calypso reggae in a different style. Sempre stato siamo tutti studiati, a Cenci, Cauro, Pasta, Funne, Caponate, che bella Sicilia, che bella l'estate, perché mi mangio leggero. Sempre estate siamo tutti abbronzati, non piacere stiamo stennegati, causa costa e una maglietta, ho lungo mare bustia e a bicicletta. 40 gradi senti, 40 gradi, picchi se siciliani siamo sempre fumati. 40 gradi senti, 40 gradi, picchi se siciliani siamo sempre fumati. Che bella la puntanella, che per colazione non granita di nulla, una brioche per la sapurità, per lo Luciano che sta meglio vita, sì. Ecco qua. Su Luciano da Catania. Oh, lo devo dire, tipo 3 giorni fa lo zio Luciano proprio ha fatto un post in cui rivelava che questa Shun, questo ritornello, l'avevano scritto a casa di Dedo, a Fera, a Catania, o se c'era Fera Olune, che c'era Cauro veramente, no?
Bravo, 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 bravo. Quindi figurati, ora risentirla in questa versione, che credo che sia stata la prima. E poi quello che dice, cioè, che in questo momento siamo in quarantena, però me lo ricordo quando scendiamo a mare, portavamo il Cazzo di mangiare. Beto, me lo ricordo, a Catania ci andavo a comprare dischi, ma cose dell'altro mondo. Mamma mia, ma proprio è uscita una cosa incredibile, incredibile, incredibile. Un'altra domanda, quindi. Poi questa qua è la parte però centrale siciliana, abbiamo visto il sud, dall'altra parte, come mi dicevi, c'era Open Group, Giamento, giusto? Dalla parte est avevamo già Children Family, poi dall'altra sponda, dalle parti di Trapani, c'era in attività Giamento, che si appassionò di reggae proprio nei primissimi tempi e formò questo gruppo che si chiamava Open Group. Però lo salutiamo a Giamento e tantissimo rispetto di questo. Sempre no? Rispetto a Giamento e a tutti i pionieri. E quindi anche grazie alle tue parole, perché sono cose che magari la gente non sa, e quindi grazie alle tue parole stanno rivivendo tutti questi pionieri che giustamente vanno menzionati. Prego. Poi dopo, praticamente a distanza di poco tempo, verso la fine degli anni '80, ritorniamo dalle parti nostre e abbiamo i Calura che abbiamo sentito prima. Perfetto. Che arrivarono a registrare una cassetta che si chiama Ci arrivammo a Pilo, che è quella dove ho preso questo pezzo che abbiamo sentito adesso. Quindi se volete vederlo, io l'ho appena visto su YouTube, loro sono i Calura, è un materiale difficile da trovare per chi gli piace il reggae siciliano. Però su YouTube però si trova tutta la cassetta caricata su YouTube. I Calura. Calura. E allora ora cosa ci fai ascoltare? Subito dopo questa decade arriva però un altro momento importante anche credo della tua vita. Si forma una crew che si chiama Kebana, no? Nel 98 a Siracusa si crea un altro nucleo di musica reggae. Sempre dal vivo, però con la passione per la prima volta anche del sound system, perché mi ricordo che c'era sempre DJ set subito dopo. Quello è arrivato 4 anni dopo il discorso del sound. All'inizio era una band pure di tanti elementi, infatti proprio erano un sacco sul palco, con fiati, con percussioni. Ci ascoltiamo qualche cosa e me ne parli. Ascoltiamoci qualcosa dei Kebana se ti va. Vai, dal loro album una canzone che si chiama Giubileo. Grande! Un saluto a tutti i Kebana e fratelli Azzaro! Le voci di chiuse spalancano le porte, acqua arriva, tagliando senza pensieri e carrofine, ma si mangiano le core a cucina, scurro sti di mare. Vici erba, passaretti e animali, vici collini, montagne, laghi e fiumi, tutta macchia, la dedico alla sua figura. Sono impianti, la scienza è dormita, un fatto sa che siamo uomini senza benzina. Mia, io non mi affronto a dirlo, mio Dio, cammino da danza amore, non ti cantare che ogni cosa finisce buona. Grazie Enrico, veramente, di parlare di reggae siciliano agli albori è proprio veramente incredibile ed emozionante. Però io e te siamo amanti di sound system e culture e nel frattempo, contemporaneamente in Salento, cominciava un movimento di sound system e culture totalmente diverso. Cosa succedeva?
Come primo passo c'è stato l'arrivo dei cantanti sulle Nation. Version, Riddim. Riddim quello che ha iniziato tutta la tradizione del Salento, tutta quella massa di cantanti che ancora continua, era Militant P. Grande, fondamentale. Ci sentiamo Fuego dei Sud Sound System con il fondamentale che dicevi tu. Vi ringrazio ancora, siamo con Enrico. Fuego in questa casa, camminati che la musica non muore. Non ne fermiamo mai, sentite ne parlate dai, non ne fermiamo mai, venite a qua, mena, moica. Fondamentale, ritmo fondamentale, fondamentale ti dico fondamentale, seguilo con la mente ti dico non ti fermare, seguilo, non ti stancare, quello che ti dico liberati, quello che ti dico muoviti, ritmo del sud, redo mafia locale, salta, mentre il ritmo della musica incalza, hey. Salta, la musica è calcia. No! Sentimi, ma che intro è? Da qua credo noi con Rasdedo quando l'abbiamo sentito al Singular Reggae Festival C'era anche la battuta. E come faceva? No, praticamente con gli amici miei, prendevamo in giro i pozzallesi. E come? E praticamente era fuego puzzato, o questo che picciuetti che 128. Invece non so se sono pozzallesi, però che la può capire in siciliano stretto mi sta spaccando. Almeno come noi Andiamo seri. Tu sei un juggling, cioè significa uno che, come hai detto prima, gli piace mettere il riddim. Che significa? Un'evoluzione stata che dalla band uno faceva un ritmo, lo suonava bene e poi tanti cantanti andavano sopra. Tanti cantanti che spieghi tu cos'è un riddim e quali sono 2 o 3 riddim? Mi fai ascoltare qualche cosa sui riddim? E praticamente il riddim è quello che nel jazz si chiama standard. C'è un tema musicale che viene ripreso tante volte da tanti musicisti, che si azzecca al volo quando si parla fra musicisti. E può essere in ambito reggae una base e niente. Allora ci sentiamo il ritmo. Allora, che ritmi mi fai ascoltare, Enricuccio? Mi dai 2 ritmi fondamentali, uno appresso all'altro. E allora che ti piacciono a te? Con il real rock, Armageddon Time, Willie Williams. Studio One, allora, hai scelto il primo Studio One. A lot of people won't get no supper tonight. A lot of people going to supper tonight. Cause the battle is getting hotter in this iration. It's Armageddon. A lot of people won't get no justice tonight.
So a lot of people going to have to stand up and fight. But remember to praise Jehovah, and He will guide you in this iration. It's a material. Yeah. Grazie Enrico! We'll be running an island tonight. Eccolo qua. Allora Enrico, grazie intanto Enrico di avermi fatto ascoltare anche un po' di Prego, version. prego. E ti volevo fare una domanda però, come tu sai benissimo, il Real Rock è stato ripreso anche nel 2019, ora con Anni Coppi, praticamente. da sempre. Ma il tuo Real Rock preferito da quale etichetta è? Per me è Stone Love. Pure secondo me, quello più dancehall, quello che pompa di più è quello su Stone Love, quello prodotto dal sound di Stone Love. Vabbè, essendo il loro sound, cioè i loro anthem sono tutti là, giustamente, però lo Stone Love quasi introvabile, difficilissimo da È un trovare. casino. È il rock più suonato e più bello comunque nei 30 anni, o no? Sono gelosi Stone Love della loro versione di Real Rock ed è difficile trovarlo. Quasi impossibile. E ora che mi fai sentire? L'altro ritmo fondamentale. Un pezzo che dà il nome al rhythm. Ti faccio sentire Golden N di Tenor Soul. Oh, mazza! Tick a tock, my golden hen, my golden hen. Tick a tock, my golden hen. Tick a tock, my golden hen. She lay next for the gentleman. Sometime 9 and sometime 10. Oh, and whenever she lay, she make an alarm. Cock, me lay out, whoa. Leo, whoa, whoa, searching for morning from my golden hen. Got a little girl at home. She wake up this morning. She didn't eat no breakfast, no. Eccolo Guarda, qua, mi hai fatto venire una voglia proprio di dancehall. Guarda, questo è stato sempre l'anthem di Rodigan, però per me, credo, e per te è uno dei dischi più consumati nelle nostre prime dancehall, giusto? A voglia. Ma tu le prime dancehall te le ricordi dove le abbiamo fatte? O dove si facevano a Io Ragusa? mi ricordo il primo anno di reggae, di passione per il reggae, che mi ritrovai in una festa a Modica, in una casa che non so se era casa tua o di amici tuoi, e tu mettevi i dischi. E hai detto, ma chi è questo pazzo? Mica ho trovato un altro pazzo. No, l'unico flash che ho sei tu, che o mettevi i dischi o comunque eri lì nella situazione della musica. In una casa in campagna di quelle pazzesche, eh? Vabbè, ma noi a quei tempi che si facevano solo illegali, gruppi elettrogeni e via dicendo, Modica aveva posti pazzeschi, ma a Ragusa, te lo ricordi, l'associazione tubagiana, l'ex chiesetta. E la chiesetta di San Bartolomeo, chiesetta sconsacrata che è stata poi ripresa per fare attività artistiche, giocoleria e anche musica, e lì ci facevamo le prime dancehall. La prima grande dancehall, 25 aprile 2003, Villa Ada Posse, Organization by Gangialova alla chiesetta. No, non era Gangialova, eravamo tutti assieme, c'era anche il prof, c'era Fulvio, era la prima volta che eravamo assieme. È stata una di quelle cose, di quelle giornate che io credo che non dimenticherò mai, perché per volta cominciava a venire la gente da Catania, da Siracusa, a Ragusa, in quella chiesetta bestiale.
E allora facciamo una cosa, la dedichiamo a Luca Piazzese invece una bella tune, Rest in Power, grazie di averci regalato nell'infanzia dei momenti che ancora tuttora a 21 anni mi viene la pelle d'oca a parlare. E a Luca gli potrebbe piacere, gli sarebbe piaciuto questo pezzo di Capleton sul Liberation. Ciao Luca, Rest in Power e grazie sempre. E allora ci sentiamo Giagia City. Jaja City, Jaja Town, them off it on it in a cowboy town. And it's a life when I promote the highest of level. Better know. So when I burn them evil concept, go, I say that is a destruction to the humanity. So me I say, better know. Wanna watch it now? Hey, check this, check. Jaja City, Jaja Town, them off it on it in a cowboy town. When you look and know, Jaja City, Jaja Town, them off it on it in a dead man town. When you look and know, Mr. Junko Jacob from John Brown. We know no more than in a town. Mr. Happy got so lucky, she got happy out. We no want no more dead body. Well, Mr. Joe kill quick. We don't want no more hit. We don't want no more grave. We don't want no more casket. Well, life we promote, which is righteousness. So don't get a lit. We don't look and know. Giagia City, Giarratana. No, 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 no. Per tutti gli amici della Sagra della Cipolla. No, qua dobbiamo picappare il tuo sound perché tu ce l'hai speciale su Ragusa City e dobbiamo picappare a Mangiafaia, al Prof, a 90 Degree. Un saluto a tutti i ragazzi. Ma mi devi cantare quella di Gerratana, tu ce l'hai, che me la puoi cantare su Ragusa City. Ragusa City, Ragusa Town. Niente, un grosso saluto a tutti i ragazzi del sound, Mangiafaia, il Prof, Luca Jimmy e tutti quanti che aiutano nell'organizzazione delle serate che facciamo. E allora abbiamo gli ultimi 2 dischi, ma che mi fai sentire di bello? Che ritmo mi fai sentire? Ritmo. Oh, un ritmo, oppure sai cosa mi vuoi fare sentire? Ma è il tuo disco che ti rappresenta, che da sempre, da 20 anni. Un pezzo che ci siamo sparati 1000 volte alle tenzole negli anni 2000. Vai! Così senza Uno dei dischi più introduzione. consumati di Enrico. I said if we never get a chance to be together, go with ya, Johnny, I love ya. I said it's a pity you already have a wife, and me don't have a man in my life. Good boy, it is a pity. I say it is a pity you already have your wife, and me have a one man in my life. Good boy, it is a pity. I woulda liked one of these mornings to wake up and find your face on a pillow lying right next to mine. Allora, grandissimo. Allora, io Azzeccato Tania Stevens. Azzeccatissimo! Lo sai il perché? Perché è uno dei concetti più importanti che a me piace parlare anche con te, perché lo so che con te lo posso spiegare meglio. Questa tune è il Dr. Darling Rhythm, stampato Jamaican Records, fatto dai Seed, c'era Anthony B e via dicendo. Ma è l'evoluzione di un ritmo fondamentale o di una tune fondamentale. Di uno dei pezzi più importanti del reggae, che è Night Nurse di Gregory Isaacs. Oh, ma le sai tutto, quando ti voglio bene. Uno dei classici, proprio più classici del reggae. E allora ci mettiamo un classico reggae che ti piace o l'ultima pezzo, l'ultima tune per farci prendere bene. Spariamo l'ultima cartuccia. No, l'ultima cartuccia per il sorriso, perché siamo tutti a casa a romperci le scatole, ci facciamo 2 risate e ci ascoltiamo musica con senso. Dai, io direi un pezzo italiano così per... E allora per abbiamo cominciato con i pezzi siciliani.
Abbiamo cominciato con i pezzi siciliani a colpi di Lupara, ora andiamo a colpi di italiano, di Beretta. È un pezzo importante che a me ha colpito molto, degli Africa Unite, dall'album Vibra del 2000. C'è il vinile, me lo fai vedere il vinile? No, io tutte cose c'ho. Ma perché ti ho chiamato? Grazie. Ma ce la fai vedere la copertina del vinile se ce l'hai? A portata di mano? Un pacchetto preso dal jukebox, perciò copertina bianca. Vabbè, grande, ascoltiamola. In 45 giri del jukebox, tu degli Africa Unite. Grande! Dal jukebox di Enrico. Mentre stai chiudendo gli occhi, mentre scavi dentro te, e il rumore si dissolve senza farsi attendere, senza farsi vincere. Ti sfioro con le dita e voglio che sia tu ad addormentarti, lasciando che il sonno liberi. Tu soltanto chiudi i tuoi occhi con i miei, tu soltanto tu, senza paura, tu soltanto tu, rallenti il tuo battito con me, tu soltanto tu, dormi e poi sognami. Com'era? Tu soltanto tu mi potevi uscire sta canzone per farmi emozionare, tu soltanto tu, grande Enrico, veramente, oh. Dai, Big Show, per l'ultima, cioè veramente l'ultima Big Show, ma che ti devo dire? Grazie, grazie, grazie. No, ma grazie veramente, perché grazie a sapevo te. Questa telefonata avrei finito che proprio tremavo. Grazie Enrico. Dai, grazie a voi, grazie per tutto quello che fate, dai. Ah, guarda, invece ci vediamo alla prossima, perché un'altra telefonata con te me la voglio fare, perché cioè io me la voglio fare. Ci organizziamo un pochino e facciamo un'altra puntata, dai. Grazie mille ancora, ciao a tutti, alla prossima, ciao Enricuccio da Milano, ciao!